si fa l'altro. Allora, fermo restando che il consigliere Mazzi apprezzo logicamente la sua critica, ma è anche vero, parliamo di cose concrete. Voi dite demagogia, voi dite sceneggiare, ma parliamo di cose serie. Ma ve ne siete accorti che domenica io purtroppo, e come tanti, vanno al cimitero, no? E vanno a trovare purtroppo i propri cani. E effettivamente mi sono accorto che le persone anziane non potevano accendere il lumino. E questa è una cosa grave, consigliere Mazzi. L'acqua era abbandanata, non si poteva passare. Qualcuno è già stato un mese. Consigliere, cortesemente, io la invito a stare in ordine del giorno, ma dopo possiamo fare la discussione. Caro Presidente, qui si parla del popolo. Il cimitero domenica era disastroso, era uno schifo per i vivi, un'umiliazione per i morti. Purtroppo qualcuno di voi va sulle barche ad Amano, qui non ci possiamo andare. Però non è giusto che noi andiamo al cimitero e non si può assolutamente andare a trovare un campo. Questa è una cosa molto importante. Poi noi siamo qui per fare una buona opposizione, perché noi le solo l'abbiamo questa, assolutamente. Siamo contenti, voti sani, voti leali e voti seri, assolutamente. Poi fermo restando abbiamo avuto dei voti frazionati, come avete visto abbiamo perso le frazioni. Ma è anche giusto che viene rinnovato la fiducia, però sempre i voti frazionati. Però è anche vero che il Piazzolo si è decantato in campagna elettorale delle fogne, sicuramente non si faranno mai, non ci piace, il Piazzolo non si faranno mai. Consigliere Rovino, la invito a stare nell'ordine del giorno. Ordine del giorno. Non è questo l'ordine del giorno. Comunicazione alla città di Piazzolo. Ma lei dice che la foglia non si fa, a Piazzolo io gli dico che le foglie si fanno. Per cui però non è l'ordine del giorno. Lei ha un grande problema. A Bolida c'è un lago dove trasferisce il cancro alle persone. Abbiamo provato le stufe, lei ha problemi a polso. Lei c'è un lago a cielo aperto che trasferisce il cancro alle persone. Lei si deve battere per una politica, lo dovete fare. Noi tuteliamo il diritto ai cittadini. Stiamo già provvedendo, non è all'ordine del giorno. Bravo con il buffet, tra qualche registrazione, devo vedere come che per fare il buffet. E poi ti porterò la Consigliere Rovino deve stare all'ordine del giorno, se deve fare una pasticceria, fare il succo a prima. Sei bravo, io sono un professionista così, a me non me la devi dire. Consigliere, allora, consigliere Rovino, allora deve stare all'ordine del giorno, non si può mettere a strumentalizzare tutte queste cose, è chiaro? Io sto facendo l'operazione cittadina, io porterò, Ma tu devi ascoltare. Consigliere, noi dobbiamo stare all'ordine del giorno, non ci possiamo mettere a strumentalizzare queste cose. Sicuramente ci saranno l'opportunità di parlare di queste cose, ma non oggi. Consigliere, la invito a concludere. io porterò alla luce tutti i cittadini, perché i cittadini devono sapere che si fanno i necessari, il cerchio magico basta. E poi vi fa un'altra comunicazione, questo è importante, ascoltate, si vocifera, ascoltate bene, che arriverà un dirigente da Marigliano, si vocifera, delle strade della città, il bando alla città lo vuole Consigliere Rovino, io le concludo, ora dopo la parola. No, questo non è.
Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio considererà ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità entrano in ballottaggio i consiglieri e poi i consiglieri di anziani di età. Risulterà eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti. È facoltà del Consiglio aggiornare